con tutti voi. Però allora, siccome molti me l'hanno chiesto, diciamo io non lo volevo fare, però no, guarda, c'è importante. No, sta cosa mi raccomando, non farmene andare se non mi dai un CD, il libro delle poesie che hai scritto tu, il libretto del Guarracino. Eccolo qua, c'è il libretto del Guarracino, il libro delle poesie. Allora, questi due, diciamo, io lo dico per voi, ma io li accetto i soldi proprio come hanno fatto. Cioè, allora facciamo così, visto che il biglietto ci avete pagato 15 euro, vabbè, me l'avete pure mangiato. Allora, questo qua, diciamo, libera offerta, possibilmente cartacea. Ma invece il CD, che è un bel CD, nel senso che, diciamo, io canto solo, ho chiamato musicisti, diciamo, gente della RAI anche, l'abbiamo fatto qui alla Phonotype Record, che è la più antica casa di registrazione napoletana, nonché fra le prime in Europa, 1902, dei fratelli Esposito, dove hanno registrato Sergio Bruni, Roberto Muro. Ci abbiamo messo un anno, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E si chiama proprio Cantastorie Napoletano perché include, oltre molte delle macchiette che avete sentito, la trilogia completa del Guarracino. Prima volta nella storia della musica napoletana che trovate tutte e tre, cioè il Guarracino, il processo del Guarracino e lo Spusarizio Guarracino insieme. Mi è valsa anche un'intervista a Radio Rai Napoli, hanno arricchito l'archivio sonoro della canzone napoletana con il processo, perché la davano per dispersa. Poi ho avuto la fortuna di incontrare un musicologo che mi ha dato questo vinile antico, ho decifrato le parole, gli strumenti dell'epoca e ho fatto questa cosa, diciamo, che sarebbe un po' una novità nella canzone napoletana. Allegato abbiamo il fumetto a colori della macchietta che abbiamo fatto prima, e allora, cioè, non avete capito? Ci fate di sé. Allora, sempre che tenga a mente il fatto che avete pagato 15 euro, così, invece di 10 euro, solo se volete il CD, il fumetto, invece di 10 euro 9,99. Allora, abbiamo qua la confezione dove troverete tutto, diciamo, fumetto, CD, ho fatto la confezione, sa che ci tengo. No, vabbè, si l'amma fa insomma. Dove ci sono tutte e quattro i gadget, invece dei 20 euro il solito sconto che già sapete, invece qua c'è solo il CD e il fumetto per la cifra che abbiamo già detto prima. Allora, adesso questo è il momento che dovremmo spostare le sedie.